come una bella briana, a così camminava per tutta la casa. Si sentivano solo i passi tuoi. Tac, tac, tac. E da chi li passa, ci stiamo tutto il tempo che è passato. Che lo presepe in mezzo alla casa, ti arriva solo un bici. Diceva sempre, ma io volessi sapere tu sto presepe come fai a fa'. E come faceva a te spiegare. Tu tenevi un solo pensiero, Nannilla. O tirava che la coperta in cuola, a risi che ti fai spazzare in dirino. Tenevi che la vocella, che quando mi chiamava, Lucarie, scendete su un ghinnovo. Mi teneva a capo tutto arrabbiato in 3-4 mani di lana. E che fredda rindacchi alla casa. Conc'è? Come faceva fredda? E si rispondeva sempre, sì, Lucarie, fa freddo. E poi si faceva pure un balletto in mezzo alla stanza. Come eri aspra, come eri diventata aspra. Stava che il caffè che già si era fatta fritta e ingessata. E quando ti diceva, che bella schifezza di caffè che hai fatto, tu ti pigliavi collera e subito ti incazzava. Ma che il caffè era una zozza proprio. Poi si cominciava con un masino, una guerra per fare sussurrare in tacchi l'unietta. E mai una volta che ti arriva una soddisfazione. Ma oramai siamo diventati tutto quanto gente seria, compreso Totò. E allora Moderica, ti piace il presepe? Ah, non ti piace? E che mi importa? Sapete perché? Perché imparavi a separare tutto tale e quale. Non è cagnato quasi niente. Io sono sempre Lucariello. Non chiede me concetto. E Tommasino è sempre un po' di bancarotto. Fratello Pasquale. E che tormento tutti e due, che tormento. Ora avrei l'acqua sarda, tale qua. Concettami teneva sempre a costruire qualcosa, teneva sempre che fa. Ma come si può fare? Ah, come si faceva allora? Scattavo sugli attenti. Sussate bene mamma, sussate. Che mia madre prepara un bello zuppone, sussate. Concè tu sei sempre stata la rovina della casa. Ma che sto dicendo con sorriso? E mo, a coppia nuvola, ci guardiamo Napoli, quando sei bella terra mia. E guardando rende mica, prima pure passare minuti, che è la tua figlia mia, che è la che ha studiato, che è la che teneva sempre la risposta pronta, la risposta era. E suo marito non l'amava, perché si era innamorato di nome, un certo Don Vittorio, un bagnolo di un masino. Un bel giorno mi trovai a casa, a Nazza. Io non lo conoscevo, non ci avevo mai abbazzato. E allora che facetto? Mi facetto accomodò, mi facetto per i presepi. Però ci stava una cosa strana, che le mi pareva che quando parlava mi sfotteva. Io non ci avevo mai a pensare, a me non mi diceva mai niente. Hai voglia di dire conc'è, ma
Ma che è stato? La risposta era sempre la stessa. Niente, lo guardi, non è stato niente. Che io niente tutte cose storte. Se lo fui a tu capito, una capa rotta e una cucina sotto in coppa. Che il Natale si presentare proprio come comanda il Dio, con tutti i sentimenti. Non arrivai manca a mettere un piatto a tavola, niente. Io dispiacere fu talmente forte che si studiai la luce, sa calai si pari e poi non mi ricordo niente più. Mi ricordo solo che mi faceste mettere una paura e la ricetta con c'è si muore tu, ora pure io.